Con circa 2200 abitanti, Urbana è una delle storiche cittadine che punteggiano l'estremità sud-occidentale della provincia di Padova, al confine con quella di Verona. Tra Merlara e Casale di Scodosia, Urbana si trova vicino a Montagnana, la città murata della Bassa che ha da sempre rivestito un ruolo accentratore, soprattutto nel settore primario, che ad Urbana è ben sviluppato ed è alla base dello sviluppo dell'industria alimentare di trasformazione. Sono presenti infatti numerose coltivazioni di cereali, ortaggi e foraggio, piantagioni di alberi da frutta e vitigni, oltre che numerosi allevamenti avicoli e bovini di vacche da latte e bufale. Animali indispensabili per la produzione di latte di alta qualità, essenziale per tutta la produzione del caseificio della famiglia Tognetti. Una realtà che nel corso della sua attività ha saputo evolversi e svilupparsi fino a considerarsi a ben diritto fra le imprese più significative della trasformazione dei prodotti agroalimentari di Urbana e anche dell'intera area. Tradizione e passione per i buoni prodotti alimentari da portare in tavola soddisfano certamente le esigenze dei consumatori di quest'ampia zona di pianura, attraversata dall'Adige che la divide dal Rodigino. Sono terre di campagna dalla forte tradizione gastronomica, dove la cultura popolare, quella schietta e genuina, la fa da padrona. Per la famiglia Tognetti, cominciare a commercializzare prodotti provenienti dalla trasformazione agroalimentare è stato un vero banco di prova, come lo è stato creare il marchio Muccaverde, che ormai contraddistingue tutti i punti vendita che passo dopo passo i Tognetti hanno aperto a Montagnana, Este, Merlara, Badia Polesine ed Urbana. È qui infatti che si trova la nuova e prestigiosa sede del caseificio, con annesso punto vendita, inaugurato a marzo 2012. Una struttura che, oltre a presentarsi con un ampio e fornitissimo banco ricolmo dei formaggi prodotti in loco, offre anche altre pregiate produzioni locali e di altre parti d'Italia. Dai salumi ai vini, dalle paste alle farine e a 100 altre le cornie. È sempre stato il mio pallino, no? Cioè la roba nostra la facciamo noi altri, la produciamo noi altri e vendiamo noi altri direttamente al consumatore, per dargli qualità e prezzo. In questa zona mancava un'azienda che potesse produrre prodotti giornalmente freschi, proprio con latte di provenienza, diciamo, dalle stalle delle nostre zone limitrofe. Ecco, si è sempre stati abituati a prodotti confezionati, prendi e vai. Ecco, invece adesso ci stiamo rendendo conto che questi prodotti hanno un valore molto importante per la nostra zona e dopo vengono apprezzati soprattutto dalla gente, che iniziano un po' a capire la qualità del prodotto dopo tanti anni di prodotti conservati e confezionati e basta. Inoltre c'è la possibilità di assistere in diretta alla produzione dei diversi tipi di formaggio prodotti dal caseificio Muccaverde, grazie ad un'ampia vetrina che separa il reparto vendita da quello produttivo. Benvenuto Tognetti e i suoi figli Roberta e Roberto possono contare su una pluridecennale esperienza nella raccolta del latte. Per questo hanno saputo trasformare quest'angolo della cittadina di Urbana in un vero e proprio polo attrattivo per centinaia di clienti, ma soprattutto di esigenti gourmet e appassionati di formaggi di alta qualità, che nel caseificio e nei negozi Muccaverde trovano ampia soddisfazione per i loro palati. Come i formaggi freschi, una succulenta mozzarella di bufala preparata fresca ogni giorno con il latte proveniente da un vicino allevamento di bufale, i formaggi stagionati e semistagionati, alcuni dei quali decisamente competitivi anche con i più blasonati formaggi d'alpeggio, delle non distanti montagne dell'altopiano di Asiago o dei Monti Trentini. Merito dell'alta professionalità che contraddistingue questa impresa, che annovera fra i suoi conferenti di latte anche produttori della Valpolicella, che allevano le loro vacche a 1000 metri sul livello del mare. Muccaverde raccoglie quotidianamente 500 quintali di latte fresco che servono alla produzione dei diversi tipi di formaggio. Il caseificio Muccaverde però non ha nessuna intenzione di fermarsi qui, ma esortato dal successo e dalla soddisfazione dei clienti, nel prossimo futuro allargherà la sua produzione anche ai formaggi di latte ovino, offrendo una gamma di prodotti caseari ancora più completa. Muccaverde, tuttavia, non abbandonerà mai l'insegna della massima qualità e della miglior trasparenza produttiva, verificabile proprio a cominciare da una visita nel nuovo caseificio di Urbana.